Centenario importante, ma importante anche l'avvicinamento verso il 2030, un tempo non molto lungo a fin dei conti. Beh, sicuramente il festival ha un primo obiettivo, quando è nato 4 anni fa, era quello di arrivare al centenario, quindi al 2022, con un'edizione speciale per celebrare proprio il centenario di quel congresso che nel 1922 si è proprio celebrato qui a San Donà e che ha gettato le basi per questa nuova visione della bonifica, non più sanitaria, quindi legata al risanamento delle terre per la malaria, ma integrale e quindi vista da un punto di vista ambientale per le produzioni agricole e per l'ambiente. 100 anni fa era un Veneto molto diverso, questa zona in particolare. Adesso con un consumo di suolo soprattutto sempre maggiore, come cambia anche il vostro lavoro in prospettiva? Negli ultimi decenni i canali sono diventati forse il ricettacolo degli scarichi dei depuratori o delle aree urbane. Ecco, questo non può più succedere, dobbiamo tornare indietro, le attività di consorzi diventano sostenibili per un territorio che sta cambiando. Noi abbiamo gli elementi e le conoscenze per iniziare un percorso di naturalizzazione o rinaturalizzazione di questi canali. Ecco che la manutenzione e le attività di consorzi sta cambiando. Le bonifiche sono, come si dice nel centenario, una tradizione, però questo chiede dei mezzi completamente nuovi per rispettare quelli che saranno gli impegni futuri. La bonifica è una grande rappresentanza dell'adattabilità di un sistema, come dicevo, dall'asciugare le terre alle competenze ambientali, alle competenze della sicurezza. È evidente che serve una scelta di campo, servono investimenti. Il Recovery Fund, il PNRR, da questo punto di vista ci ha riconosciuto in maniera importante. Oggi noi, lo ha annunciato il nostro Presidente nazionale, e ne facciamo motivo di grandissimo orgoglio. Abbiamo chiesto alle istituzioni, al Governo, un tavolo per controllare, monitorare costantemente l'applicazione concreta di quel piano nazionale di progettualità definitiva che abbiamo presentato, che è stata riconosciuta, ma che noi vogliamo non abbia intralci, non abbia intoppi, e noi vogliamo che scivoli via come la nostra acqua, perché questa è un'esigenza del Paese.